Con il persistere dell'emergenza sanitaria anche nel territorio del Veneto orientale, la casa di cura Rizzola di San Donà di Piave si è messa a disposizione dell'ULSS 4, fornendo non solo materiali sanitari come respiratori e letti da terapia intensiva, ma istituendo anche un vero e proprio reparto da dedicare all'emergenza. La ULSS ha chiesto dei posti letto per i pazienti che sono in fase di dimissione, diciamo, ma non sono ancora negativizzati per quanto riguarda il coronavirus, e quindi ci mandano questo tipo di pazienti. Poi ci mandano anche dal pronto soccorso altri pazienti che potrebbero anche essere positivi al coronavirus, però sembrerebbe dal punto di vista clinico non ci sarebbero tante possibilità di positività, per cui intanto ci mandano questi pazienti per alleggerire il carico di Jesolo. I posti a disposizione sono una cinquantina e quindi diciamo che credo che sia giusto e doveroso che il privato collabori in una situazione di grossa difficoltà per il pubblico, prendendo dei pazienti che sicuramente non hanno bisogno di una terapia intensiva che l'ospedale è in grado di fare in maniera egregia, e per noi la cosa diventa più problematica, insomma, nel privato. In queste prime 48 ore dall'apertura del reparto sono già 9 i pazienti ricoverati, dei quali 2 positivi al Covid-19. Reparto comunque totalmente isolato dal percorso per i pazienti ordinari. Noi abbiamo voluto creare un percorso proprio per evitare pericoli di contagio, un percorso riservato ai pazienti che sono potenzialmente infetti da coronavirus, separato dal percorso dei pazienti normali, per cui si può vedere anche all'ingresso, ci sono 2 cartelloni che indicano l'ingresso per i pazienti che potrebbero essere infetti e hanno un percorso che arriva fino in reparto tutto isolato per loro. Lo abbiamo fatto provvisoriamente in cartongesso perché è chiaro che questo è un fatto destinato ad esaurirsi in pratica, no? E comunque i pazienti invece, diciamo che non hanno problemi di questo genere, hanno un altro ingresso e i 2 ingressi non si incrociano mai. Il personale che si occupa del reparto con questi posti a disposizione dell'ULSS è un personale dedicato solo a quel reparto, giusto dottore? Esatto, sì, è proprio un reparto dedicato con personale dedicato. E oltre ai posti letto e alla struttura che avete messo a disposizione, avete prestato all'ULSS 4 per il Covid Hospital di Jesolo anche delle attrezzature. Sì, siccome noi in questo periodo non facciamo, come è stato prescritto, insomma, non facciamo attività chirurgica di elezione, abbiamo prestato 2 respiratori alla USL, abbiamo prestato poi 4 posti letto da terapia intensiva e delle altre piccole attrezzature, insomma, in uno spirito di collaborazione, perché dobbiamo dare un servizio ai pazienti prima di tutto.